Abbiamo il piacere di avere il nostro ospite questa mattina su Buongiorno Taranto, il priore della confraternita del Carmine, Antonello Papalia. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Marina, buongiorno a tutti quanti voi, grazie per la possibilità di dire qualche parola in questo giovedì santo. Grazie a lei di esserci, perché immagino insomma quali siano le tensioni e le cose da organizzare anche nelle ultime ore insomma che precedono la processione, e poi soprattutto oggi giovedì, che è un altro giorno molto importante per i confratelli del Carmine, perché dalle 15 si varca insomma quel portone e iniziano le cosiddette poste e l'adorazione agli altari della Reposizione. Come vi state preparando? Beh, naturalmente ci siamo già preparati, nel senso che oramai siamo pronti e tutto è stato in qualche modo organizzato. Noi ci auguriamo che sarà un pellegrinaggio di grande comunione e concentrazione. La cosa bella del pellegrinaggio è che all'inizio, proprio 10 minuti prima dell'inizio del pellegrinaggio, il padre spirituale dà un'indicazione di preghiera, e quindi tutte le poste che si recheranno agli altari della Reposizione, oltre alle preghiere personali, faranno queste preghiere che sono state dettate dal padre spirituale, in modo che la coralità della confraternita porterà Gesù la preghiera comunitaria che spesso il nostro padre spirituale lega ai momenti di attualità che la città o il paese insomma in qualche maniera affronta. E questo è un bel modo di approcciarsi, perché fortifica quel senso di comunione che è basilare nella nostra confraternita. E ovviamente è un momento sentitissimo da un'intera città, insomma, che si stringe intorno ai confratelli del Carmine. È anche una bella responsabilità, immagino. Sì, la responsabilità è certamente organizzativa, perché il pellegrinaggio oserei dire che è più impegnativo della stessa processione. Le poste che vanno agli altari della Reposizione sono tantissime e quindi è anche logisticamente complesso organizzarla nel miglior modo possibile. Però è anche il gesto più semplice, spontaneo e genuino che i nostri perdoni fanno, quello di andare a coppie di confratelli in adorazione agli altari della Reposizione, cioè è proprio quello più spontaneo, il più primitivo dei riti della nostra confraternita, oserei dire il più antico, e che quindi i confratelli hanno nelle loro corde. Vedere questi perdoni in giro nella città, che la coprono totalmente, dalla punta della città vecchia più estrema, da Piazza Fontana fino a San Francesco, che è diciamo il limite del borgo, è una sensazione di presenza che fa riferimento a quello che dicevi prima, a quell'identità cittadina che in questi giorni si avverte e si sente in maniera forte. È la radice storica della nostra città, una delle poche cose, insieme a poche altre, che abbiamo avuto la capacità come comunità ionica di conservare nel tempo, e io credo che dobbiamo avere la bravura di preservare quello che abbiamo, e se siamo particolarmente bravi, riuscire magari a recuperare quello che abbiamo perso. L'ultima domanda è su come si diventa confratelli, cioè quali devono essere quegli aspetti che lei ritiene imprescindibili per iniziare un percorso che è prima di tutto di fede, che poi porta insomma ad entrare nella confraternita. Assolutamente sì. I criteri con cui una persona si avvicina alla confraternita naturalmente sono diversi per le varie estrazioni sociali, per i vari livelli di cultura, di conoscenza stessa della confraternita. Mediamente la nostra è un sodalizio fortunato, siamo molto attrattivi nei confronti dei giovani, e noi abbiamo fatto un lavoro importante nel cammino di preparazione di questi giovani che poi diventano confratelli, perché appunto è un percorso certamente di fede, ma di una fede che deve diventare adulta,
Io sono stato un giovane confratello, mi sono iscritto al sodalizio quando avevo 14 anni e certamente i miei comportamenti non erano gli stessi di quelli che ho oggi, perché i maestri dei novizi dell'epoca e poi i confratelli anziani, che sono fonte e sorgente proprio di insegnamenti e non solo pratici per quelle che sono i riti veri e propri, ma proprio di ispirazione vera e reale, e soprattutto i padri spirituali ti formano in maniera tale da farti diventare adulto nella fede. Naturalmente questo percorso per strada, in questo percorso qualcuno viene perso, nel senso che chi è stato affascinato solo dall'esteriorità e non dalla profondità intima che deve vivere un confratello si perderà negli anni. Invece quelli che continueranno questo percorso cresceranno nella fede e tenderanno non a quella perfezione che purtroppo è difficile da pensare, ma tenderanno a essere più vicini all'insegnamento di Gesù e ai comportamenti più idonei di un vero confratello del Carmine. Grazie per essere stato con noi, al priore della Confraternita del Carmine Antonello Papalia, e ovviamente il nostro augurio perché questi riti vengano vissuti da lei e da tutta la confraternita nel migliore dei modi, e poi gli auguri di buona Pasqua. Grazie a voi, grazie per questo servizio che fate alla nostra comunità, grazie per l'attenzione che date alla nostra confraternita e ai veri valori che la animano e che in qualche modo trovano riscontro in quella popolazione che segue questi riti antichi che sono matrice, radice della nostra comunità e sono la vera identità cataldiana.